Dal 1° di agosto le grandi navi da crociera non potranno più passare a ridosso di Venezia. Dopo anni di dibattiti e polemiche, il decreto varato dal governo Draghi dichiara il bacino di San Marco e i canali di San Marco e della Giudecca monumento nazionale, vietando il transito a qualsiasi nave superi le 25.000 tonnellate di stazza. In attesa di un porto offshore fuori dalla laguna, sono stanziati 157 milioni di euro per approdi temporanei a Marghera e ristori per i circa 3.000 lavoratori del comparto. Molte le reazioni positive da Francesco Galietti, direttore per l'Italia dell'Associazione Internazionale delle Compagnie Croceristiche, che da 10 anni afferma chiedono di poter mandare altrove le navi, alla direttrice generale dell'UNESCO Audrey Azoulay, che definisce il decreto un passo importante per la tutela di Venezia. Ma i nodi da sciogliere rimangono comunque parecchi e limitano gli entusiasmi. Il governo ha preso una decisione che era attesa da tempo, ovvero una decisione definitiva sulle grandi navi, ma a mio modesto modo di vedere si poteva aspettare 2 mesi, perché interrompere una stagione croceristica a metà stagione, quando per quasi 2 anni il settore croceristico non ha lavorato, può essere un danno per tanti lavoratori, per tante famiglie, ma anche per la città. Accanto alla tutela dei lavoratori, l'accelerazione imposta dal governo ne presuppone una seconda per gli approdi alternativi. Ce n'è uno già disponibile a Marghera, bisogna fare gli altri previsti, bisogna pensare anche ad altre soluzioni dentro o fuori laguna che consentano di mantenere le navi a Venezia. Non possiamo rinunciare alla croceristica, dobbiamo assolutamente ragionare immediatamente. I soldi ci sono perché sono stati stanziati anche dei soldi per i lavori. Il giudizio è poi positivo con riserva da parte di chi ricorda come il decreto Salva Venezia non sia la soluzione definitiva ai problemi della città. Potrebbe anche essere solo un modo per nascondere la polvere sotto il tappeto e tutti gli altri problemi denunciati dall'UNESCO rimangono, a partire dallo spopolamento della città, la scomparsa dei mestieri artigiani e altri problemi denunciati dall'UNESCO, ma chiaramente la parte visibile dell'iceberg sono le grandi navi e rimuovendo quell'ostacolo, nascondendo sotto il tappeto la polvere, si pensa probabilmente che gli altri problemi passeranno in secondo piano.